Ottimo il riscontro avuto dalla bravissima attrice Pamela Villoresi allo spettacolo svoltosi al Teatro Pirandello di Agrigento nella giornata di sabato e domenica pomeriggio. Viva la vita è uno spettacolo innovativo che racconta una Frida Kahlo intima, contemporanea e scena. Pamela Villoresi interpreta il ruolo dell'artista, mentre un body partner la dipinge sul corpo nudo, i segni dell'arte di Frida, una cantante che interpreta Chavela Vargas, tre donne in scena per un canto alla vita, un urlo d'amore e di libertà. Questo è stato proprio lo spettacolo di questi anni difficili e l'abbiamo interrotto proprio col primo lockdown, siamo andati per primi in streaming con la platea vuota e solo l'operatore l'abbiamo mandato in diretta per non lasciare solo il pubblico, ma ci ha aiutato anche il messaggio di Frida che a causa dell'incidente che ha avuto, delle operazioni, lei è restata immobile, ma ha imparato a dipingere ed è diventata immortale, quindi diciamo che di un'occasione così drammatica, di una vicenda così drammatica, ne ha fatto un'opportunità per trasformarla in qualcosa di straordinario, no? In arte pura, quindi questo c'è stato di grande forza e di grande insegnamento. Io torno in questo teatro con l'emozione nel cuore, perché proprio qui dentro c'ero stata con l'ultimo spettacolo di Giorgio Strehler, L'isola degli schiavi, e quindi poi vabbè, sono in Sicilia da 3 anni dirigendo il Teatro Biondo e aspettavo di tornare qui ad Agrigento. C'è tanta voglia di tornare al teatro, lo si è visto, Sì. i successi di questi giorni, veramente importante poter rivedere il pubblico, sia per voi artisti che naturalmente per chi vive il teatro. Sì, la gente ha voglia, si vede un po' troppa indigestione di video e credo che il desiderio di vedere un essere umano che racconta storie di umani ad altri esseri umani in un modo che è irripetibile, perché quello che noi reciteremo stasera con le reazioni di questo pubblico è assolutamente diverso da quello che faremo domani o che abbiamo fatto la settimana scorsa. E poi non solo, venire a teatro è comunque un momento di socializzazione e credo che di tutto questo ci sia veramente bisogno. Mi spiace che il cinema stia un po' patendo, però capisco anche che siamo tutti, come dire, abbiamo fatto un po' un'indigestione. Questo è uno spettacolo anche innovativo per certi versi, possiamo dire? Questo è uno spettacolo multidisciplinare perché come vedete anzi forse facciamo così, ho una grande pittura addosso, dietro è stata fatta ora perché poi sarò appoggiata di schiena, davanti invece verrà fatta in scena direttamente con Veronica Bottigliero, che è una bravissima body painter, oltre che attrice, che fa la morte, la pelona, e mi disegna sul corpo quello che Frida si disegnava nella sua immobilità guardandosi allo specchio. E poi in scena con noi c'è Lavinia Mancusi, che interpreta il ruolo di Chavela Vargas, che è stata una cantautrice più giovane di Frida, è stato l'ultimo amore di Frida, e poiché questa è una sorta di racconto, di testamento, no? Di abbandono della vita, però ricordandola con tutta la gioia e l'amore per la vita. Infatti Viva la vita si chiama lo spettacolo, ma è ciò che diceva Frida. E Lavinia è bravissima perché interpreta tutte le canzoni di Chavela e anche con una sua particolarità, quindi è vero che è un monologo, parlo solo io, ma non lo è perché loro interagiscono tanto con me e quello che esce è veramente una grande forza femminile. Noi tre siamo molto compatte, con Frida dietro esce veramente una grande forza, la forza della terra.